L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Cerimonia solenne nella mattinata di ieri in prefettura Trieste per il 1 maggio. Sono 21 i nuovi maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia che hanno ricevuto la stella al merito. Il prefetto Giuseppe Petrozzi e le autorità locali hanno indicato i premiati come modelli indispensabili per le nuove generazioni, definendoli esempi di etica e competenza necessari per affrontare le sfide del futuro e costruire una comunità più coesa. Non si ferma all'alto imposto dalla polizia locale e fugge con il figlio piccolo in auto, arrestato un giovane di origini straniere dopo uno schianto nel rione di Chiarbola. Il bambino è rimasto ferito in modo lieve. L'uomo, già noto alla giustizia, è stato bloccato dalle pattuglie della polizia locale dopo una folle corsa tra le strade della città. In via Massimiliano d'Angeli a Trieste, durante la notte, entra in casa dalla moglie dalla finestra e si mette a dormire. Denunciato un uomo in fase di separazione. Dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, ha sorpreso gli agenti in commissariato consegnando spontaneamente dell'hashish che aveva con sé. Per l'uomo è scattata la denuncia, aggravata dalla complessa situazione familiare in corso. Sono oltre 10.000 le persone scese ieri in strada a Trieste, Cervignano, Pordenone e Gradisca, trasformando la festa del lavoro in un momento di mobilitazione per la sicurezza, i salari e la pace. Dignità e partecipazione, sono questi i pilastri su cui ha appoggiato l'onda di manifestazioni che ha attraversato la regione. Un grido di protesta che punta il dito contro il carovita e la precarietà, chiedendo risposte immediate alle istituzioni. Da Marghera, dove si è tenuto il focus nazionale, il segretario generale della CGIL regionale, Michele Piga, ha inviato un monito durissimo. Non c'è democrazia senza valorizzazione del lavoro, ha scandito il sindacalista, denunciando come la dignità dei lavoratori sia oggi ferita da paghe troppo basse e dalla piaga degli incidenti sul lavoro. Un'ascesa inarrestabile è quella del turismo regionale, che per la prima volta nella storia abbatte il muro degli 11 milioni di visitatori. E questo il biglietto da visita con cui la regione si presenta ai nastri di partenza del 2026. A fare da traino, oltre alle località balneari come l'Isola del Sole, è un aeroporto di Ronchi dei Legionari in piena rivoluzione. Lo scalo è passato dai 700.000 passeggeri di inizio legislatura al 1.700.000 attuali. Questo successo non è casuale, ha sottolineato il governatore Fedriga, ma frutto di una strategia condivisa tra istituzioni e operatori del settore. E i primi segnali per la stagione che si apre oggi sono già entusiasmanti. Le prenotazioni online segnano infatti un balzo in avanti del 25% rispetto allo scorso anno. Addio Savino Rebec, leggenda del canottaggio triestino e protagonista assoluto ai Giochi Olimpici di Roma 1960. Pluricampione italiano e socio benemerito della Federcanottaggio, Rebec è stato per decenni il simbolo della ginnastica triestina e un punto di riferimento per intere generazioni di atleti. Trieste piange un uomo che ha incarnato l'anima più autentica della remo nazionale. E ora il meteo per la giornata odierna. Cielo sereno con venti a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio. Temperature massime in aumento. In pianura le temperature minime varieranno tra i 7 e i 10 gradi, le massime tra i 22 e i 25 gradi. Sulla costa invece le temperature minime varieranno tra i 10 e i 13 gradi, le massime tra i 17 e i 20 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie. L'informazione di diffusione europea,